Mister Bruno Gava, ultima di campionato, chiusa in bellezza come si dice, da dire anche che il Caore ha fatto giocare un po' il turnover e loro avevano poco da chiedere a questo campionato ancora e noi qualche pizzico di rammarico ce l'abbiamo per la partita di domenica, ma non è da piangere sul lato versato come si dice, no? Bilancio che facciamo di questo campionato, positivo penso. Sì, penso che sia stato un bilancio positivo, a parte la prima parte novembre e metà mese di dicembre che eravamo un po' in difficoltà, anche perché i ragazzi erano un po' sottotono a livello fisico, però ci siamo ripresi bene, abbiamo fatto un girone di ritorno eccellente, peccato per la piccola parentesi di domenica scorsa che abbiamo perso in malo modo contro Villorba, perché si poteva entrare dentro nei playoff, anche perché il Fontanelle oggi aveva perso e c'era la possibilità di fare i playoff e di giocarcela con le altre. Sì. Tutto sommato però non posso recriminare niente, ma abbiamo fatto un buon campionato, sesti in classifica, penso che più di così non si poteva fare. Sì, sesti con 46 punti, insomma abbiamo mantenuto alto come negli altri anni questa posizione. Quel pizzico di sfortuna, mettiamola anche così, quella parentesi, quella steccata che abbiamo fatto domenica, con i risultati di oggi ci confermano che ce l'avremmo fatta, però chiudiamo questa storia, insomma questa partita e parliamo un attimo della società, perché c'è le dimissioni del presidente, c'era forse un po' nell'aria questo, l'ha un po' disturbata nelle ultime partite, o perché insomma anche qualche difficoltà economica che si è letto anche sui giornali. Tarlà, che ho intervistato prima, insomma, ha confermato le sue dimissioni, mentre l'allenatore del Caorle è stato confermato per l'anno prossimo, hanno un'altra situazione. Lei cosa ci può dire di sé per il prossimo anno? Io non entro in meriti per dei problemi societari, io sono un professionale sul mio lavoro, cerco di esternare qualsiasi cosa che succede al di fuori del campo e della squadra, cerco di stare sempre concentrato fino alla fine per quanto riguarda la preparazione, preparare le partite alla domenica, e per quanto riguarda a livello societario cerco sempre di non dar modo ai miei giocatori di entrare in merito. I problemi societari li devono risolvere loro e noi dobbiamo solo pensare nell'allenarsi bene e di pensare ad affrontare le partite la domenica nel miglior modo possibile. Ho sentito anch'io per quanto riguarda le dimissioni del nostro presidente Tarlà, niente, adesso staremo a vedere cosa succede, cosa fa la nuova proprietà di Portogruaro. Mi auguro che diano continuità a degli ottimi risultati da parte loro, perché secondo me questa società qui ha un passato glorioso, è una società che è una grande società, non posso dire niente, io mi sono trovato bene e non posso solo di augurargli di fare delle scelte giuste e di fare degli ottimi campionati, perché secondo me questa categoria è un po' piccola per la città, per il paese che c'è. Mi auguro che le nuove proprietà riescono a restaurare un'ottima squadra e che riescono a fare il salto di categoria. Sì, allora per chiudere una domanda me l'ha già bruciata lei, insomma si è trovato bene in riva all'Emene e da un punto di vista lei è un professionista, come ha detto? No, ho detto che sono un professionale. Non lo dico io professionista, lei è un professionista, insomma, perché insomma, lo dicono i suoi trascorsi. Lei ha già qualche veduta o è disponibile? Insomma, se qualcuno la chiama, ha già fatto o pianificato per la prossima stagione? No, io non ho pianificato
pianificato nessuna cosa per la prossima stagione. Io cerco di lavorare sempre per il bene della squadra, per il bene della società, e dopo tireranno le somme gli addetti ai lavori. Cerco di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, cercando di dare sempre il massimo, e penso che anche quest'anno ho dato il massimo a questa società, e sono contento soprattutto da parte mia l'applicazione dei miei giocatori, che si sono subito cimentati nel pezzo per fare quello che gli chiedevo. A volte non ci siamo riusciti, però alle volte abbiamo fatto delle buone prestazioni, abbiamo fatto delle buone gare, e di questo sono molto orgoglioso. Proprio l'ultima battuta, rompete le righe da oggi o farete ancora qualche settimana? No, rompete le righe da oggi, abbiamo chiuso nel miglior modo possibile con una gran bella vittoria fuori casa, e dopo aspetteremo un attimo cosa decide la società, se vuole instaurare dei rapporti con i ragazzi, con me. Stiamo alle porte e aspettiamo e vediamo cosa succede. Bene, grazie a Bruno Gava anche da parte dei tifosi, grazie. Grazie mille, arrivederci.